Una cosa così, della mia età anche, riesci di rimanere anche distesa per terra? A un certo punto ho avuto paura che le facessero del male davvero, di morire. Sì, sì. Ha temuto il peggio la signora Danila, 77 anni, vittima in mattinata con il marito di una truffa finita in furto e colluttazione, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, quasi sicuramente da una scacciacani, una vera e propria escalation, quella vissuta in questa casa di via Castelletto, alle porte di Monastier, poche centinaia di metri dalla Treviso Mare. Sono circa le 9 quando un uomo si presenta alla sua porta, si qualifica come un addetto dell'acquedotto. Mi ha detto: "Signora, vada a prendere i suoi gioielli, vada a prendere i soldi, se no sono, come o che si può dire, contaminati". Una tecnica spesso utilizzata che ingenera confusione e ansia. Lo stesso truffatore, a titolo dimostrativo, si toglie la collanina e la mette nel frigo. Nel frattempo in casa entra anche un altro uomo. Avevo capito ancora prima di andare a prendere le cose, ma io avevo paura per mio marito perché l'altro aveva anche una pistola. La situazione precipita in pochi attimi. Danila cerca di reagire, il marito ha problemi di salute e deambulazione. Quando che ho messo i soldi dentro sul frigo, lui ha tornato a aprire il frigo, ha preso soldi, gioielli e tutto, e stava scappando. Io l'ho preso per il collo e gli ho strappato tutta la roba che aveva indosso. Ha sparato. Ha sparato. È vera, non è vera, non so dirle qua. Lei comunque un colpo l'ha sentito. Certamente, certamente, è stata quella la grande paura anche per mio marito, perché ha anche 4 bypasser. I due scappano con i gioielli di famiglia e contanti da quantificare, salvo poi tentare di ritornare per riprendersi la collanina, quella messa in frigo, e un paio di occhiali persi nell'alterco. Nel frattempo però trovano il cancello chiuso e così la fuga riprende. Danila si tocca la ferita al braccio, è visibilmente scossa, fatica ad accettare quello che è successo. Una roba incredibile, una cosa, che non riesco neanche se l'ho superata. Una truffa verosimile quanto subdola. Sul posto arrivano i carabinieri, anche per questo la donna si sente di lanciare un forte messaggio. E le dico a tutte le persone che siano sempre in 2 e non aprire